Buongiorno, le principali notizie. A Messina una donna, Daniela Zinnanti, di 50 anni, è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno che ha confessato ai domiciliari per violenza e minacce, non aveva il braccialetto elettronico. La rabbia del fratello che dice femminicidio annunciato. A Catania pedopornografia sul web, un uomo arrestato e 3 indagati dalla polizia postale con immagini online, creavano giochi con abusi sessuali virtuali sui minori. Mafia, beni per 11 milioni sequestrati tra Arezzo e Catania, l'inchiesta della procura sul boss Salemi vicino al clan Santa Paola Ercolano e sull'imprenditore Papa che aiutava a riciclare i profitti illeciti con le sue società. L'inchiesta di Palermo, Salvatore Iacolino, dimessosi dal vertice del Policlinico di Messina perché indagato per concorso esterno e corruzione, venerdì sarà sentito dai giudici sui suoi rapporti con Carmelo Vetro, imprenditore mafioso massone. E intanto le opposizioni chiedono le dimissioni di Schifani. La società italo-belga ricorre al TAR contro la revoca della concessione della spiaggia palermitana di Mondello. La speculazione sugli aumenti per le tensioni nel Medio Oriente, le denunce della Coldiretti, la preoccupazione dei consumatori al mercato, salgono così prezzi di frutta e verdura. Calcio toscano, al momento resta la guida del Catania, attenzione puntata al risultato della gara con l'Altamura di domenica, il match in diretta in chiaro ed esclusiva su Telecolor. Eccoci, buongiorno. E dunque ancora un femminicidio, questa volta a Messina. Una donna, Daniela Zinnanti, 50 anni, è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno che ha confessato. Era ai domiciliari per violenza e minacce, non aveva il braccialetto elettronico. Sentiamo Francesco Triolo. È stata ritrovata in una pozza di sangue ieri a tarda sera dalla figlia allarmata che non rispondeva al telefono da ore. Daniela Zinnanti aveva 50 anni e abitava in un'abitazione di via Lombardia, piano terra. Ieri pomeriggio è stato ucciso dall'ex compagno Santino Bonfiglio, 67 anni, al termine di una discussione, forse l'ennesima. Un femminicidio che ha sconvolto nuovamente la città di Messina a distanza di un anno da quello di Sara Campanella. La donna viveva da sola, era seguita dai servizi sociali che anche ieri si sono presentati nella sua abitazione. Sul suo corpo sono stati trovati numerosi segni coltellate, l'arma del delitto, un coltello, è stata poi recuperata dalle forze dell'ordine in un cassonetto della differenziata poco distante dall'abitazione. I rilievi della polizia scientifica sono durati sino all'1:30 di notte, quando il corpo è stato portato via. Nel frattempo gli agenti della polizia avevano già visionato le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza del palazzo, avevano raccolto alcune testimonianze che hanno portato al fermo dell'ex compagno della donna, Santino Bonfiglio. Dopo un lungo interrogatorio in questura, l'uomo avrebbe confessato ed è stato arrestato e trasferito nel carcere di Gaza a disposizione del PM. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico per reati contro la persona, ma per mancanza di dispositivi non gli era stato applicato. Sarebbe andato a casa della ex compagna, quindi per chiederle di tornare insieme. Di fronte al rifiuto l'avrebbe colpita più volte con un coltello. Gli investigatori stanno continuando le indagini, acquisendo ulteriori immagini dalle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire con precisione quanto accaduto e quando è accaduto. Dalle prime informazioni sarebbe emerso anche che circa un mese fa la donna avrebbe denunciato l'ex compagno per aggressione, salvo poi ritirare la querela. Le donne hanno ancora paura a chiedere aiuto, lo dice la psicologa Erika Maltese dopo l'ennesimo femminicidio. L'ha sentita per noi Francesco Loi. Molte volte le donne sono spaventate nel chiedere aiuto e molte volte anche non si fidano delle istituzioni. Apprendo dalla notizia di oggi che la donna aveva denunciato che l'uomo era agli arresti domiciliari, ma che comunque nonostante questo c'è stato questo incontro fatale purtroppo. Credo che un maggiore lavoro e soprattutto un rafforzamento di quello che possono essere questi percorsi di violenza possa nel tempo aiutare sia le donne che chiedono aiuto e soprattutto anche dei percorsi mirati affinché questi uomini violenti possano essere educati alla non violenza. Un uomo arrestato e 3 indagati dalla Polizia Postale di Catania erano in possesso di giochi per compiere abusi virtuali su minori. Sentiamo Lorena Dolci.
Non c'è solo il chatbot che ci risponde sui social o nelle interazioni con le aziende. Ci sono anche influencer, cantanti, persino anime gemelle virtuali. Un mondo partorito dall'intelligenza artificiale, un mondo a parte dove pescano anche criminali e pedofili. Per questi ultimi adescare bambine virtuali è diventato un gioco, nel doppio senso, non solo perché è sempre più facile, ma perché hanno a disposizione svariati giochi e strumenti informatici in grado di compiere veri e propri abusi sessuali virtuali su minorenni. L'ultima operazione della Polizia Postale di Catania ha sequestrato un'ingente quantità di materiale pedopornografico a casa di un uomo di Catania che è stato arrestato, mentre altri 3 sono indagati. Sono tutti uomini tra i 50 e i 70 anni, di svariata estrazione sociale, geolocalizzati grazie alla collaborazione con l'organizzazione Child Rescue, in grado di setacciare il dark web. Il soggetto tratto in arresto deteneva, oltre a un'ingente quantità di materiale pedopornografico, un software con cui compiva abusi sessuali virtuali su minori che erano creati artificialmente. La Procura di Catania sottolinea un dato particolarmente preoccupante, ovvero che per la prima volta viene sequestrato questo tipo di materiale. L'associazione Metea di Dondinoto già in passato aveva denunciato invece piattaforme in grado di denudare virtualmente immagini di minori, anche neonati, o la manipolazione di foto di bambini. Adesso a Enna la polizia ha arrestato un medico perché trovato in possesso di droga nella sua auto. Era in servizio all'ospedale Umberto I ed è stata disposta la sua sospensione dal lavoro. In un altro controllo a Messina i carabinieri hanno bloccato agli imbarchi una coppia di catanesi con 12 kg di cocaina nascosta nel bagagliaio. Beni per quasi 11 milioni sono stati sequestrati tra Arezzo e Catania. L'inchiesta della Procura sul boss Salemi e sull'imprenditore Papa. Quest'ultimo avrebbe aiutato a riciclare i profitti illeciti tramite le sue società. Sentiamo il servizio, sempre Lorena Dolci. La mafia che investe, ricicla ed esporta se stessa. Dal quartiere Picanello alle dolci colline toscane, un asse Catania-Arezzo è stato scoperto dalla Guardia di Finanza con il sequestro preventivo antimafia di oltre 10 milioni a Carmelo Salemi, detto Uciuraro, il fioraio, e all'imprenditore edile Giovanni Fabrizio Papa, ritenuti figure chiave negli affari del clan Santa Paola Ercolano. Il sequestro riguarda società immobiliari e di costruzioni, decine di fabbricati, terreni e disponibilità finanziarie localizzate fra le due province. Secondo gli investigatori si tratterebbe di beni accumulati grazie ai profitti della famiglia mafiosa e ripuliti tramite l'imprenditore Papa, che avrebbe messo a disposizione le proprie società edili per riciclare enormi quantità di contante. Le indagini condotte dal Gico delle Fiamme Gialle si inseriscono nel solco dell'operazione Oleandro del 2024 con 26 indagati, che aveva già evidenziato un ruolo di vertice di Salemi, accusato di associazione mafiosa, estorsione e traffico di droga. L'inchiesta che scuote la regione siciliana perché comparirà venerdì davanti ai magistrati per spiegare la sua posizione il manager dimissionario Salvatore Iacolino, accusato di essere stato a disposizione del boss Carmelo Vetro. Intanto la vicepresidente dell'antimafia regionale Bernadette Grasso valuta l'autosospensione e annuncia querele a chi l'ha tirata in ballo appunto nell'inchiesta. Maglio Viola. C'è la società di smaltimento rifiuti Ansa Ambiente al centro dell'indagine che ha portato alla nuova bufera fra mafia e corruzione alla regione siciliana. Nonostante si tratti di una società apparentemente pulita, secondo gli investigatori, Ansa Ambiente in realtà era il braccio operativo del boss di Favara, Carmelo Vetro. L'inchiesta comincia quando Vetro torna sul mercato dopo aver scontato una condanna a 9 anni per mafia. Il boss, secondo gli inquirenti, ricomincia da dove aveva lasciato e ad aprirgli le porte degli appalti regionali sono Teresi, funzionario dell'assessorato ai lavori pubblici incaricato delle manutenzioni dei porti, e quindi lì di rifiuti speciali da smaltire nei dragaggi ce ne sono tanti, e Salvatore Iacolino, RAS della sanità pubblica, sempre secondo gli inquirenti. Teresi è stato arrestato, Iacolino è solo indagato, ma nell'inchiesta spunta anche il nome della vicepresidente della commissione ambiente, la forzista Bernadette Grasso, messinese, che non è indagata comunque. Iacolino avrebbe presentato Vetro alla Grasso, che però nega di conoscerlo e annuncia querele sulla diffusione di queste notizie. La deputata forzista messinese ed ex
l'ex assessore regionale valuta di autosospendersi da vicepresidente dell'antimafia per poter meglio collaborare con gli inquirenti e sottrarsi alle speculazioni. Iacolino invece comparirà venerdì davanti ai magistrati per l'interrogatorio preventivo. Da quello dipenderà tutto. Intanto si è dimesso da manager del Policlinico di Messina e dice essere sorpreso e amareggiato. È stata proprio la nomina a Messina a far accelerare i provvedimenti, visto che nella città dello Stretto si sarebbero concentrati gli affari della ANSA Ambiente che Iacolino avrebbe introdotto all'ASP della provincia. Ai giudici dovrà spiegare tutto questo e tanto altro ancora non noto, e solo dopo la procura deciderà se inoltrare al GIP conferma della richiesta di arresto. E il campo largo dell'opposizione all'attacco. Schifani si dimetta dopo lo scandalo Iacolino. L'opposizione, nel corso di una conferenza stampa all'Assemblea regionale, ha chiesto le dimissioni del presidente della regione, Marco Bullà. Schifani deve dimettersi, in coro le forze del campo progressista siciliano. Nel corso di una conferenza stampa congiunta all'Assemblea regionale hanno chiesto le dimissioni del presidente della regione siciliana dopo l'indagine della Procura di Palermo sulle infiltrazioni mafiose nella macchina amministrativa regionale che vede coinvolto Salvatore Iacolino, da una settimana designato dal governo regionale alla guida del Policlinico di Messina. Chiediamo a Schifani di staccare la spina. I fatti che sono emersi dall'ultimo scandalo della sanità siciliana sono gravissimi e riguardano il dominus, colui che gestiva la metà del bilancio della regione. Peraltro tra le accuse c'è anche sono anche quelle dei rapporti con la mafia. Il puzzo della politica di centrodestra deve uscire fuori dalla sanità. Il presidente Schifani prenda atto che il suo governo sta trattando temi che non interessano i siciliani. L'Assemblea regionale siciliana continuerà a bocciare tutte quelle norme che verranno portate in assemblea con voto segreto e non fino a quando non si tratteranno i veri problemi siciliani. L'area progressista annovera PD, Movimento 5 Stelle, Controcorrente, Avieste, Italia Viva, Progetto Civico Italia, Spazio Civico, PSI, più Europa e più Uno. Iacolino doveva andare a casa esattamente un anno fa perché era corresponsabile dello scandalo Referti a Trapani. Il governo ha sottovalutato questa serie di scandali che prosegue. A questo punto non è pazzesco chiedere che Roma metta il naso sulla sanità in Sicilia. Resterà soltanto uno non è solo il titolo di un film, ma è il titolo di questa commedia del governo Schifani, un governo di indagati, un governo in cui sostanzialmente, lo abbiamo visto, Lavardera è quello che dice che aveva la mafia sempre in testa, ma guarda caso questa mafia torna sempre, torna a Mondello nella gestione dei lidi con i parenti dei boss che erano sempre in primo piano, e torna in un settore delicatissimo, quello della sanità. Cos'altro serve per mandare a casa questo governo? Che cominciano a fare omicidi? E l'indagine sul supermanager Iacolino spacca anche la maggioranza di centrodestra alla regione, malumori di Fratelli d'Italia e autonomisti che da sempre non hanno visto con favore il suo ruolo di assessore ombra alla sanità. Luca Ciliberti. Sul caso Iacolino, il supermanager della sanità regionale indagato nell'inchiesta di Palermo, la maggioranza di centrodestra comincia a mostrare tutte le sue crepe. La sanità è da sempre un nervo scoperto del governo Schifani. Prima le assenze dell'assessore Giovanna Volo sui temi più importanti che riguardano la salute dei siciliani, dalle liste d'attesa alle strutture ospedaliere. In mezzo il caso dei mancati referti istologici di Mazara del Vallo, oltre 3.300 che nei casi più gravi hanno causato la morte dei pazienti. Allora pagò solo il manager di Fratelli d'Italia Ferdinando Croce, ma da più parti si chiedeva una spinta alla sanità regionale. La risposta fu il cambio di assessore con un'altra fedelissima, l'attuale Daniela Faraoni. Ma in aula le tensioni su questo tema sono sempre rimaste evidenti. Per tutti Iacolino era l'assessore ombra alla sanità, un fedelissimo del presidente della regione. A lui tutti facevano riferimento, era il direttore del Dipartimento per la pianificazione strategica. Un ruolo apicale che non piaceva soprattutto a Fratelli d'Italia e una parte del partito di Forza Italia, eppure agli autonomisti, che sulla sanità siciliana avevano puntato l'obiettivo. La nota del Movimento per le Autonomie a poche ore dall'inchiesta è emblematica. È prassi augurare, si legge, che i reati addebitati all'ex direttore generale della sanità Salvatore Iacolino si rivelino privi di fondamento, ed è amara la consolazione di ricordare che alla vigilia della sua ultima designazione al Policlinico di Messina dall'MPA si chiedeva di differire sollecitando una specifica attenzione ai contesti, alle competenze e ai curricula, ovvero ricordare l'allarme lanciato circa 2 anni fa sulla sanità al disastro, un dossier che presentò proprio il gruppo degli autonomisti. Come dire, a buon intenditore, poche parole.
La società Mondello Italo-Belga ricorre al TAR contro la revoca della concessione palermitana, contesta il decreto regionale e chiede ai giudici di sospenderlo in vista dell'estate e revocarlo subito dopo. Maglio Viola. Cresce l'incertezza per la stagione balneare a Mondello. La società Mondello Italo-Belga, alla quale lo scorso 26 di febbraio la regione siciliana ha revocato la concessione della spiaggia, deposita oggi il suo ricorso al TAR contro il provvedimento regionale. Nel ricorso si chiede la sospensione del provvedimento stesso anche in ragione dei rilevanti danni economici e reputazionali che ne derivano a partire dalle ricadute sui lavoratori e sull'organizzazione aziendale. La società ritiene che le motivazioni addotte dalla regione risultino non aderenti alla realtà dei fatti e sproporzionate e saranno puntualmente contestate nelle sedi competenti. Si tratta peraltro del primo atto compiuto e direttamente impugnabile e formalmente notificato alla società dall'inizio della vicenda, finora discussa prevalentemente fuori dalle sedi competenti, si legge in una nota della Italo-Belga. Insomma, la società lamenta un processo mediatico privo di atti concreti e di aderenza alla realtà. Adesso la parola passa ai giudici. C'è il rischio concreto di sospensiva che comporterebbe il ritorno della spiaggia nella disponibilità della società, interrompendo le procedure di assegnazione avviate dalla regione. Da ricordare che la Italo-Belga si trova in situazione di procedura antimafia condivisa e dunque l'amministrazione societaria è affiancata da 3 commissari prefettizi. La frana di Niscemi ancora attiva e difficile da stabilizzare con opere definitive. Intanto sul versante vicino all'impianto MUOS la base americana di Sigonella annuncia un piano di ripristino ambientale. Geritalia. A distanza di 6 settimane la frana di Niscemi resta un fenomeno complesso e in evoluzione. Secondo la relazione tecnica dell'Università di Firenze coordinata dal geologo Nicola Casagli e commissionata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, non esiste al momento una soluzione strutturale definitiva per mettere completamente in sicurezza il versante. Le dimensioni del movimento franoso, la profondità delle superfici di scivolamento e la natura dei terreni rendono infatti impossibile stabilizzare l'intero sistema con grandi opere di consolidamento. Per questo la strategia indicata dagli esperti punta su una gestione integrata del rischio, monitoraggio continuo, interventi di mitigazione e misure di protezione civile. La frana nel suo complesso non si potrà mai fermare, adesso si sta fermando, però può riattivarsi, no? E dobbiamo fare in modo di ritardare il più possibile queste riattivazioni e di renderle parziali, di non far accadere un fenomeno così grande. Per far questo è necessario combinare una serie di opere strutturali e poi gestire il rischio evitando azioni, spargimenti di acqua, perdite alla rete fognaria, regimare tutti i torrenti e fossi che ci sono. Nel frattempo nel centro abitato sono state ridefinite le zone di sicurezza. La zona rossa è già passata da 150 a 100 metri, ma non si esclude che possa essere ulteriormente ridotta se le condizioni lo permetteranno. Verrà ridotta nella misura e nei tempi necessari a garantire l'assoluta sicurezza delle persone. Chi oggi è rientrato al sicuro. Ma il tema della stabilità del territorio riguarda anche l'area vicina all'impianto satellitare MUOS della Marina Militare statunitense. La NAS di Sigonella ha annunciato un piano pluriennale di ripristino ambientale. Secondo la base americana, gli interventi che partiranno in primavera serviranno proprio a contrastare i fenomeni erosivi nell'area dell'installazione. E mentre gli esperti continuano a monitorare la frana, intanto l'attenzione sul territorio rimane alta. E ci occupiamo delle speculazioni sugli aumenti legati alle tensioni in Medio Oriente, le denunce della Coldiretti, ma non solo, l'indignazione del CIDEC, l'Associazione dei Consumatori e la preoccupazione appunto dei cittadini. Intanto al mercato i prezzi salgono, soprattutto per frutta e verdura. Tonino De Mana. Paure, tensioni, ritorsioni. Dietro ogni guerra si nasconde un altro nemico invisibile, la speculazione. Aumenta in maniera esponenziale il carburante, sale il costo di gas ed energia elettrica. Come un indecifrabile effetto domino salgono i prezzi dei consumi, persino di prodotti che la Sicilia ha in casa come gli agrumi. Insorge Coldiretti. Abbiamo i primi segnali di speculazione sui costi di produzione, sul gasolio agricolo e sui fertilizzanti. Coldiretti si è mossa prontamente presentando esposti alle procure per vigilare ed evitare che si generi un'escalation ingiustificata che colpisce le nostre aziende agricole e l'intera filiera agroalimentare italiana. Gli fa eco Lorenzo Costanzo, CIDEC. Ci ritroviamo anche nei supermercati con prodotti che vendono del territorio tipo le arance a 2,80 €. Non è giustificato che la smacchetoria aumenti il servizio dello stiro perché l'energia elettrica è cara. Noi come CIDEC diciamo di mettere subito un numero per
avere prontezza di quello che è l'allarme e la psicosi dei prezzi. Frutta ed ortofrutta che fanno registrare ritocchi all'insù, anche se sul prezzo delle arance incidono gli effetti collaterali del ciclone Harry. Aumenta la lattuga. Ho visto le lattughe 2 euro. E prima quanto costavano? 1 euro. E sale a 3 euro al chilo il costo delle melanzane, tanto che un piatto di pasta alla norma rischia di diventare un lusso. La pasta norma è un pregio. È tipo come mangiare all'aragosta. Tra il serio e il faceto registriamo il parere di questo operatore della fiera. E io non so con chi mi devo alleare, con Trump, con Putin, fatto sta che è una lotta per la sopravvivenza ormai. Fra poco l'appuntamento con il vice sindaco di Catania, Massimo Pesce, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14:30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005. Inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo appunto alla fine del nostro telegiornale. Breve pausa, pagina sindacale con l'avvertenza ISAP, l'azienda del catanese. Proclamato lo sciopero dei lavoratori nello stabilimento ISAP di Aci Sant'Antonio nel Catanese dopo l'annuncio della proprietà di 45 licenziamenti. Ieri la protesta e l'occupazione della fabbrica che produce stoviglie e imballaggi per l'industria. I sindacati UIL e CISL hanno chiesto l'apertura di un tavolo alla Regione per scongiurare appunto i licenziamenti. Veniamo agli spettacoli. Al Teatro Ambasciatori di Catania il 13 e il 14 marzo Vorrei una voce, il monologo scritto e interpretato dall'artista siciliano Tindaro Granata, che rende omaggio alla più iconica e inafferrabile voce della musica italiana, ovvero Mina. Orazio Longo. Uno spettacolo che nasce da un'esperienza umana e artistica vissuta dal protagonista, il laboratorio teatrale all'interno della casa circondariale di Messina, con le detenute di alta sicurezza nell'ambito del progetto Il Teatro per Sognare. 4 anni di incontri diventati scena viva, con un filo conduttore a unire il tutto, Mina. È uno spettacolo che racconta la storia di queste ragazze che sono all'interno della casa circondariale di Messina, e ognuna di loro è legata a una canzone particolare di Mina, e per me è stata una scoperta meravigliosa poter vedere che cosa significa stare in quel luogo e trovare una libertà interiore. A portare in scena Vorrei una voce al Teatro Ambasciatori di Catania è Palco Off, cuore pulsante della performance nella forma del monologo, e la presenza di un filmato inedito di Mina, donato personalmente dall'artista, uno spettacolo dedicato a chi ha smesso di sognare, spiega Tindaro Granata. Abbiamo messo in scena l'ultimo concerto di Mina in playback, e da lì è nato un mondo di emozioni, un mondo di storie che sono venute fuori semplicemente ascoltando e cantando la grande musica della grande Mina. Un incontro tra arte e vita, tra palco e realtà, tra la voce più amata d'Italia e le voci invisibili di chi cerca riscatto. Breve pausa alla pagina dello sport con il Catania, il calcio. Vedremo anche come si prepara per il match di domenica con l'Altamura. Intanto la panchina di Toscano è confermata. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione e buona giornata.